Sono qui in compagnia di due maestri, il maestro Alberto Paloscia, direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno, e del maestro Sergio Licursi, regista teatrale e drammaturgo. Eh, Ci troviamo a Sicilia Opera Academy, come appunto dicevo, in occasione di un masterclass tenuto da questi due esimi maestri che abbiamo appena presentato, che verte sul secondo romanticismo, quindi sul secondo Ottocento, e sul primo ventennio del Novecento, quindi sul verismo. Abbiamo già avuto modo di svolgere 2 giorni di lezioni con i maestri. I ragazzi che stanno frequentando vengono da tutto il mondo. Abbiamo studenti dalla Gran Bretagna, dalla Russia, dal Giappone, dalle Isole Canarie, dall'Italia ovviamente, e quindi questo per noi di Sicilia Opera Academy è motivo di vanto e orgoglio, perché diciamo il nostro nome ormai è conosciuto anche oltreoceano, oserei dire. Maestro Paloscia, con lei è la prima volta che organizziamo un masterclass, e quindi ovviamente la domanda iniziale che le porrò è come si è trovato qui da noi e cosa ci dice delle voci dei ragazzi che ha avuto modo di ascoltare. Intanto vi ringrazio di avermi invitato, per me è una bellissima esperienza. Io non sono un insegnante di canto, anche se un po' di canto insomma l'ho studiato e diciamo ho colto l'invito di William e di Giovanni Di Mare per fare questa masterclass insieme al maestro di Cursi, proprio per fare un discorso di scavo interpretativo su un tipo di repertorio che diciamo fa parte del grande repertorio dei teatri italiani, ma non è sempre molto eseguito e conosciuto soprattutto da giovani cantanti. Devo dire che i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa sono tutte voci di qualità, tutte voci molto interessanti, tutte voci idonee per questo tipo di repertorio. C'è un bellissimo clima, devo dire che il modo di svolgere il lavoro della Sicilia Opera Academy è veramente un modello da prendere come punto di riferimento, perché quest'idea quasi un pochino da università inglese americana di stabilire con una sorta di familiarità, di quotidianità con i docenti, essere alloggiati nello stesso luogo, lavorare ma stare insieme per conoscerci meglio, è una cosa per me nuova, anche se nel teatro che dirigo c'è un'opera studio e ci sono varie operazioni legate alla formazione di giovani cantanti, ma ecco questa formula è veramente bellissima e per cui complimenti al vostro lavoro. Io sono molto felice di essere qui. Queste 2 giornate sono state molto intense, perché diciamo che la prima fase di lavoro è stata quella di conoscere questi ragazzi. Alcuni già li conoscevo perché avevano fatto già dei laboratori presso il Teatro di Livorno, però la maggior parte erano tutte voci nuove per il sottoscritto, per cui la prima fase è stata di conoscenza e di ascolto, poi di indirizzo su certe scelte di repertorio finalizzate anche al concerto che ci sarà appunto ad Augusta, al concerto finale di domani, e un approfondimento anche drammaturgico e scenico di alcuni momenti, perché il concerto finale non sarà un concerto tradizionale, ma sarà un concerto che soprattutto per i duetti, i momenti d'assieme, avrà una vera e propria regia, che è il risultato di questo lavoro analitico, drammaturgico, scenico svolto insieme a Sergio Licursi. Per cui è veramente un'iniziativa che mi sta dando grande soddisfazione. Ringrazio nuovamente dell'invito, William. Grazie maestro Paloscia, lei prima citava anche Giovanni Di Mare, che è il segretario artistico della nostra associazione. Ha anche parlato di alcuni allievi che hanno frequentato Sicilia Opera Academy e che hanno preso parte all'Opera Studio che si è svolta nei nostri, citiamo alcuni nomi, tanto così spero di non dimenticare nessuno, Salvo Terrazzino, Giovanni Di Mare stesso, poi Emanuela Grassi, e poi anche Claudia Donato e tanti altri sono venuti qui da noi. Emanuele Cordaro, sì, ce ne sono stati tanti, mi scuseranno altri che se forse ho dimenticato qualcuno. Quindi diciamo in un certo senso ci conoscevamo un po' alla lontana, no? Perché, ecco, però in questa occasione abbiamo avuto modo di fare la conoscenza proprio a livello personale. Devo dire che davvero mi sono trovato molto bene con lei e anche con il maestro Sergio Licursi, che saluto.
lo ringrazio per essere qui anche lui. Quindi diciamo che il maestro Paloscia cura di più l'aspetto interpretativo vocale, lei invece ovviamente quello scenico. Come ha trovato questi ragazzi e che cosa ha consigliato loro in vista del concerto di domani e della loro carriera futura? Allora, buonasera o buongiorno, non so. Io sono un po' più retro del maestro Paloscia. Lui citava le università anglo-americane, io invece ritorno al termine di accademia. Quindi mi sono ritrovato poi essendo in Sicilia, l'odore, i colori, mi sono ritrovato appunto nella mia accademia greca, dove si conversava, si parlava, si mangiava, si stava insieme. Ed è quello che stiamo facendo qui. Con i ragazzi come mi sono trovato? In modo splendido, perché l'attenzione, la sete di questi, la sete di conoscenza e soprattutto del voler trasformare una passione, una materia di studio in qualche cosa che va anche al di là del mestiere. Cioè noi tutte le aree che porteremo poi, che porteranno, però dico porteremo perché ci saremo tutti assieme in scena, e dico in scena non a caso, domani, sono come se avessimo veramente costruito delle piccole situazioni realmente visive. Cioè i ragazzi domani non canteranno tal'aria o quell'altra, la interpreteranno come se fossero all'interno di una cornice scenica, magari ci sarà una sedia, però loro quella sedia la trasformeranno in decor. E questo l'abbiamo fatto assieme, l'abbiamo proposto, loro l'hanno accettato e quindi sono contento. Altro di me non saprei narrare, sinceramente. Maestro, lei è contento? Lo sono anch'io ovviamente, perché per noi di Sicilia Opera Academy è la prima volta che abbiniamo a un docente che cura la parte vocale anche un regista teatrale. Devo dire che questa operazione dà i suoi frutti positivi e i ragazzi sono molto contenti perché si sentono davvero curati a 360 gradi sia nell'aspetto interpretativo vocale che in quello scenico, diciamo, dei movimenti. Ora parliamo un attimo, abbiamo parlato di presente, parliamo di futuro. Maestro Paloscia, io so che lei ha in cantiere un cantiere lirico, scusi il gioco di parole, che partirà del resto anche tra poco, tra pochi giorni. Ce ne vuol parlare? Tra l'altro so che alcuni dei ragazzi che lei reputerà ovviamente più validi, che hanno frequentato questo suo masterclass qui presso Sicilia Opera Academy, saranno ammessi di diritto senza frequentare le audizioni, giusto per un'importante produzione che poi si svolgerà presso il suo teatro, però ce ne parli più diffusamente. Diciamo che questa formula del cantiere lirico è una formula proprio specifica del Teatro Goldoni di Livorno, che ha anche l'opera studio, che però è gestita insieme ai teatri di Pisa e di Lucca, per cui è un progetto regionale, diciamo è un ménage à trois felicemente assortito per ora. E invece il cantiere lirico è un progetto del Teatro di Livorno, un progetto nato 2 anni fa, proprio per la volontà di la ricerca di valorizzare giovani voci, perché c'è bisogno di un ricambio in questo repertorio verista. Diciamo Livorno è la città di Mascagni, un pochino il filone progettuale che guida l'attività del teatro in Mascagni e i musicisti del suo tempo. E diciamo che in passato io ho sperimentato tramite audizioni alcuni giovani cantanti che ho voluto così lanciare con produzioni mascagnane. In primis vorrei citare una grande star dei giorni nostri, che è la signora Cedolins, che nel 97 ha fatto un'audizione con me per Cavalleria Rusticana. Era una cantante che era costretta a cantare a Spalato perché in Italia non le davano lavoro. Lei, grazie a questa cavalleria, che è stata un assoluto trionfo, tanto che il pubblico dei melomani livornesi la ricorda come la cavalleria della Cedolins, ha preso il volo per i più grandi teatri.
Lì era legato a un'audizione, a una scoperta diciamo casuale, e come tante altre voci che sono partite dal mio teatro. Qui invece è proprio un progetto organico. Allora il cantiere lirico è un cantiere, è una sorta di laboratorio che dura in certi casi molti mesi, dove c'è una preparazione degli spartiti, una preparazione della parte scenica, una preparazione di vari ruoli, e poi c'è il tocco finale di un grande insegnante. Per 2 anni ho avuto la gioia di avere Giovanna Casolla, perché la mia ricerca di docenti è una ricerca di cantanti che sono tuttora in carriera, magari di grande esperienza, ma insomma preferisco non andare, pur con tutto il rispetto, su signore o signore che hanno superato i 75-80 anni, e allora insomma preferisco avere dei cantanti maturi di grande esperienza ma che conoscono ancora il palcoscenico, e Giovanna è una di queste, perché alla sua età, che è un'età matura, è una che canta ancora delle Turandot splendide, delle splendide Santuzze. Ha avuto per 2 anni Giovanna, che è la nostra docente di riferimento. Quest'anno ci sarà una new entry, che è la signora Bruna Baglioni, che fra l'altro so che verrà anche qui a fare una masterclass, anche lei cantante di riferimento, è stata la Santuzza di Placido Domingo al Metropolitan e all'Arena di Verona, è stata la prima, fra l'altro sono legato molto emotivamente e affettivamente a Bruna, perché la prima volta che molto giovane ho visto Cavalleria Rusticana, e cioè la prima Cavalleria Rusticana io l'ho vista in arena con Bruna Baglioni e Placido Domingo, mi pare nel 79-80, è stata la prima cavalleria che ho visto in teatro. E Bruna curerà questa masterclass, che è legata a questo, un po' al repertorio che facciamo qui anche noi, e se ci saranno dei giovani talenti faremo nel 2013 una produzione di Amico Fritz con i ragazzi che comunque seguiranno, alcuni dei quali mostreranno una congenialità alla vocalità di Amico Fritz, per cui faremo questo laboratorio. Ho già chiesto ad alcune persone di questa masterclass di venire, spero che vengono, perché insomma Bruna è una grande docente, e vorrei ricordare un grande tenore siciliano, un caro amico che purtroppo è mancato, che è Salvatore Licitra, che quando seguiva i consigli della signora Baglioni è arrivato a cantare alla Scala col maestro Muti ben 3 titoli, per cui è una grande cantante e una grande docente. Parallelamente poco dopo ci sarà un altro cantiere lirico, questo invece finalizzato alla messa in scena del Don Giovanni di Mozart, e avremo come maga per il miracolo finale dei giovani cantanti Mariella De Via, che è una grande bel cantista, è una grande interprete di Contessa, di Donna Anna, di Fiordiligi, e per cui ecco, abbiamo questi cantieri che sono sempre mirati alla valorizzazione e alla scoperta di giovani voci, e anche una finalizzazione produttiva, perché oggi con la crisi che abbiamo nei teatri i giovani non devono essere sfruttati come si fa da tante parti, perché nei momenti in cui ci sono pochi soldi si chiamano i giovani per risparmiare e magari si mandano dallo sbaraglio. Invece i giovani vanno preparati con un accurato lavoro di selezione e di preparazione, e poi si mandano in scena dopo un periodo di studio con docenti da cui possono attingere e possono imparare qualcosa. Sì, che questi sono diciamo, i progetti più imminenti. Dal 6 al 12 il cantiere lirico Mascagni con Bruna Baglioni, dal 13 2012, invece dal 13 al 19 con quello su Don Giovanni con Mariella De Via. Ci sarà il 12 un concerto finale dei ragazzi che partecipano al cantiere di Bruna Baglioni, e il 19 uno spettacolo che si chiama Le seduzioni di Don Giovanni, dove i ragazzi, accompagnati da un'orchestra giovanile nata anch'essa dai nostri laboratori, faranno alcune delle pagine su cui hanno lavorato del Don Giovanni, non tutta l'opera ma una sorta di selezione in forma scenica. Benissimo maestro, lei è stato esaustivo in questa sua risposta, praticamente ha anticipato molte delle domande che le avrei fatto, quindi davvero credo che si siano esauriti gli argomenti per il momento, e quindi la ringrazio nuovamente, ringrazio il maestro Licursi per essere stati qui oggi con noi, e spero di potervi avere di nuovo qui presso la nostra struttura, di poterci incontrare nei vostri teatri. Grazie ancora, intanto ci vedremo domani per il completamento del masterclass e poi al concerto che si farà al Teatro Zuppello di Augusta, e poi ci rivedremo nei vostri teatri dove canteranno i nostri allievi di Sicilia Opera Academy, e per noi sarà un piacere perché in loro ci vediamo anche noi, ci rispecchiamo anche noi, e il nostro lavoro ha avuto ovviamente i suoi frutti. Grazie ancora, arrivederci, a presto, grazie.